Confermata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria l'accusa di associazione segreta per l'avvocato ed ex parlamentare Paolo Romeo, coinvolto nel processo Gotha. Si sono vissuti attimi di forte tensione nel centro di accoglienza per immigrati ad Acquaformosa. Un giovane nigeriano tiene in ostaggio 2 operatrici, provvidenziale l'intervento dei carabinieri. In Calabria sono 9.000 i cittadini alle prese con la rottamazione delle cartelle di Equitalia, già effettuati i primi pagamenti rateizzati. Una storia senza fine per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, 5.000 in Calabria che aspettano di essere stabilizzati, la CISL incalza il governo. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata stamani nel Cosentino tra i comuni di Albione e Cerchiara, nessun danno a persone o cose. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque confermata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria l'accusa di associazione segreta per l'avvocato ed ex parlamentare Paolo Romeo, coinvolto nel processo Gotha. Vediamo. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ipotesi accusatoria di associazione segreta aggravata dall'avere favorito un'associazione mafiosa a carico dell'avvocato ed ex parlamentare Paolo Romeo, imputato nel processo Gotha, processo che sintetizza 5 diverse inchieste che hanno portato alla luce, secondo gli inquirenti, un intero sistema di gestione del mondo del malaffare, con contatti e connivenze all'interno della politica. L'ex parlamentare Paolo Romeo, ritenuto l'anima grigia di Reggio, avrebbe fatto parte di una struttura segreta legata alla massoneria che, ponendosi al vertice della piramide 'ndranghetista, interagiva sistematicamente con politica, istituzioni, mondo imprenditoriale e bancario e condizionava ogni tipo di elezione nella provincia di Reggio. Il riesame nei confronti di Romeo si è pronunciato a seguito del rinvio deciso dalla Corte di Cassazione. Il collegio ha invece accolto il ricorso della difesa dell'ex parlamentare in relazione all'ipotesi di reato di estorsione ai danni di un imprenditore intenzionato ad aprire un'attività all'interno del Perla dello Stretto di Villa San Giovanni, un centro commerciale in cui Romeo aveva svolto il ruolo di consulente per un consorzio di commercianti che vi gestiscono numerosi punti vendita. Secondo l'accusa, la Perla dello Stretto è nella piena disponibilità del potente clan dell''Ndrangheta capeggiato dal boss detenuto Giuseppe De Stefano. Si sono vissuti attimi di forte tensione nel centro di accoglienza per immigrati ad Acquaformosa. Un giovane nigeriano ha tenuto in ostaggio 2 operatrici. Ci racconta tutto nel servizio Gianluca Pasqua. Ad Acquaformosa, cittadini e immigrati vivono in perfetta armonia. 8 famiglie e una trentina di altre persone di diverse nazionalità abitano nelle case del piccolo centro Arbresh grazie al progetto SPRAR, mentre 8 minori non accompagnati sono ospitati nel centro. Un idillio bruscamente interrotto ieri, quando un nigeriano di 48 anni ha fatto irruzione nella sede dell'associazione Don Vincenzo Matrangolo. Una delle operatrici che ha vissuto i momenti di tensione ci racconta quanto avvenuto. Eravamo tutti a lavorare su, al piano di sopra, e abbiamo sentito sbattere la porta, poi lui è comunque salito, ha detto io voglio parlare con i carabinieri e se no qui non uscite. Oggi non andate a casa, quindi poi abbiamo chiamato i carabinieri che sono comunque intervenuti, siamo stati dentro per un po' di tempo e poi all'arrivo dei carabinieri comunque l'hanno accompagnato fuori. È qui in piazza Matrangolo che si è svolto l'atto finale della mattinata concitata ad Acquaformosa. È qui in questa piazza che i carabinieri hanno bloccato il nigeriano di 48 anni per poi portarlo nel carcere di Castrovillari. Ci sono stati un po' di agitazione, un po' per tutti, perché il soggetto era agitato a fasi alterne, c'era la moglie, c'era la bambina che teneva comunque legata dietro. I carabinieri hanno fatto comunque il loro dovere, hanno avuto un attimino l'hanno invitato, ecco, ad entrare in macchina per portarla in caserma, lui si è rifiutato e quindi poi l'hanno comunque preso, gli hanno messo le manette. E la moglie, insomma, si sa, magari cercava di difenderlo in tutti i modi, si è stesa a terra, non voleva far passare la macchina. Non è stato violento nei nostri confronti. E un po' la paura sì, viene sempre quando senti gridare, senti qualcuno che comunque dice ora non te ne vai a casa, non sei libero di uscire, hai la porta sbarrata, è normale che un po' di paura c'è, insomma.
Oggi, presso il Tribunale di Castrovillari, il processo per direttissima. Più lieve la posizione della donna, accusata di resistenza a pubblico ufficiale in stato di gravidanza. L'uomo, da 3 mesi ormai fuori dal progetto SPRAR e comunque aiutato dall'associazione amministrazione comunale, rischia l'espulsione. Gli altri immigrati e i cittadini stessi sperano che questo episodio isolato non macchi un'esperienza positiva di accoglienza e integrazione. Danny, da 7 anni ad Acquaformosa, con un lavoro e una famiglia, si sente uno del paese. Acquaformosa sono un paese tranquillo. Noi piace Acquaformosa così noi stare qui. È come il nostro paese. Se qui non è un paese tranquillo non posso stare qui. La politica regionale con la riunione del Consiglio, riunione che è durata oltre 3 ore, vediamo cosa è emerso. 2 i punti all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio regionale riunitosi oggi, 31 interrogazioni a risposta immediata e 68 interrogazioni a risposta scritta e orale. Molti problemi sottoposti all'attenzione della Giunta calabrese erano ormai datati, tanto che decine e decine di interrogazioni sono state ritirate in quanto ormai superate. Non solo, il governatore Oliverio ha chiesto e ottenuto un ulteriore rinvio alla prossima seduta delle interrogazioni che riguardano la sanità, in quanto, ha detto, ci sono questioni rilevanti da affrontare in merito alla costruzione dei 4 nuovi ospedali calabresi. Dalla Giunta però qualche risposta è arrivata. Per quanto riguarda ad esempio Garanzia Giovani, l'assessore Roccisano, rispondendo ad un'interrogazione del segretario questore Giuseppe Graziano, ha precisato che i pagamenti a favore degli aderenti sono stati decretati, anche se non per tutti. L'assessore al lavoro e al welfare ha anche confermato la liquidazione di tutti gli enti coinvolti nel progetto, ma per Graziano Garanzia Giovani è stato un fallimento. L'interrogazione risale al 2016, i pagamenti sono avvenuti solo ora e non per tutti i ragazzi, ha precisato. La replica dell'assessore Roccisano: non si tratta di un fallimento, ha detto, le statistiche dimostrano la riduzione dei NIT e dei disoccupati. Per l'assessore al lavoro esiste però un problema di burocrazia che rallenta le procedure. Nel corso della seduta odierna è affrontata anche la questione del viadotto Cannavino, con l'annuncio dell'assessore ai trasporti Roberto Musmanno che, riferendo con precisione il cronoprogramma così come comunicato ad ANAS, ha annunciato che per il prossimo 20 ottobre è prevista la fine dell'intervento di prima fase che consentirà la riapertura al traffico. È inoltre in programma un intervento di seconda fase per l'adeguamento sismico del viadotto. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico locale non ci sono buone notizie. È sempre l'assessore Musmanno a sottolineare che la nuova ripartizione del Fondo Nazionale per il TPL prevede risorse per circa 4 miliardi per il 2017 e ciò si traduce, precisa l'assessore, in una riduzione di 5,8 milioni per la Calabria, un taglio effettuato quando i servizi erano già stati programmati. Musmanno ha spiegato che sono in corso trattative con il Ministero dei Trasporti orientate a recuperare nuovi fondi per il trasporto pubblico su ferro. Altro capitolo riguarda il turismo e il consigliere regionale di Forza Italia, Alessandro Nicolò, a stuzzicare la Giunta. Il governatore ha chiesto in merito una seduta ad hoc, nel corso della quale, ha detto, illustreremo la nostra strategia sul turismo. La Calabria, ha spiegato ancora Oliverio, ha recuperato. Nel periodo 2007-2014 abbiamo avuto un trend negativo, ma dal 2015 in avanti si è verificata un'inversione con un segno positivo. Quest'anno, ha aggiunto ancora Oliverio, registriamo il record assoluto di presenze, è un dato che va consolidato. La rottamazione delle cartelle Equitalia, 1 milione di persone hanno aderito all'iniziativa in Calabria, circa 9.000 persone secondo i primi dati hanno pagato già ieri la seconda rata. Sentiamolo, Salva Baldino. In Calabria circa 9.000 persone ieri hanno pagato la seconda rata della rottamazione delle cartelle Equitalia, adesione alta nella nostra regione come nel resto dello stivale. In Italia le richieste registrate sono state 1 milione, l'incasso atteso è di 7 miliardi e 200 milioni in totale, di cui 5 miliardi nel 2017 e 2 miliardi e 200 milioni nel 2018. Le domande sono arrivate soprattutto per via telematica, il 72% ha fatto richiesta con PEC, email e sul sito di Equitalia, il 20% direttamente agli sportelli di Equitalia, il restante 8% tramite raccomandata. La rateizzazione più gettonata è stata quella della somma spalmata in 5 rate, soluzione per la quale ha optato il 72%, il 20% ha scelto una sola rata, il restante 8%
5% in 2, 3 o 4 rate. Infine ricordiamo la scadenza dei pagamenti. Nel 2017 la prima rata è scaduta il 31 luglio, la seconda rata il 30 settembre, la terza rata a novembre, la quarta ad aprile del 2018 e la quinta a settembre del 2018. La rottamazione, o meglio la sanatoria, era stata introdotta con la manovra dello scorso aprile e visto il successo si pensa a bissare il provvedimento che ha consentito risparmi notevoli per le famiglie. Va sottolineato che le regole sono chiare: chi non paga o lo fa in ritardo perde i benefici della sanatoria. Intanto però l'esperimento ha dimostrato che da nord a sud c'è un'Italia che vuole mettersi in regola e che lo fa preferendo il web rispetto ai metodi tradizionali. Una storia davvero senza fine, quella dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. In Calabria sono 5.000 che aspettano da anni di essere stabilizzati. Ebbene, nella prossima legge di stabilità, secondo la CISL, opportunità e risorse proprio per l'agognata stabilizzazione. La svolta della CISL, che preferisce il ragionamento piano alle piazze degli slogan, l'avvertenza dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità alla Mezzia Terme, segna il cambiamento di metodo. Il percorso ventennale dei lavoratori ormai impegnati nelle pubbliche amministrazioni, non solo comuni ma anche la regione, deve cambiare verso e procedere con la stabilizzazione. La proposta del segretario regionale Tramonti è chiara: definito anche lo schema di svuotamento del bacino, che in Calabria conta 5.000 persone, anzi 5.000 famiglie condannate per decenni alla precarietà. C'è oggi l'opportunità, soprattutto secondo il sindacato, le risorse necessarie per garantire un futuro sereno e quei diritti da sempre rivendicati e lontani. Il momento è estremamente delicato perché è addirittura d'arrivo, come si sa, l'approvazione della legge di stabilità da parte del governo e lì noi auspichiamo, stiamo rivendicando da tempo, che ci siano quei provvedimenti che consentano appunto di raggiungere l'obiettivo della stabilizzazione. Siamo impegnati in questi giorni proprio con assemblee anche nei posti di lavoro per sostenere la validità di questo percorso. Ovviamente non basta solo l'impegno da parte del governo nazionale, ma chiediamo che lo stesso impegno debba mettere il governo regionale, intanto perché provveda alle stabilizzazioni di propria competenza, cioè dei lavoratori che sono alle dipendenze di enti regionali, e poi dall'altra parte che continui, come sappiamo sta facendo, ad esercitare una forte azione di pressione nei confronti del governo nazionale affinché si possa raggiungere questo risultato così tanto agognato. Affitti sempre più cari per chi sceglie di frequentare le università calabresi, argomento questo affrontato a Catanzaro. Ci racconta tutto Anna Franchino. Il nuovo anno accademico è iniziato e molti studenti fuori sede si mettono alla ricerca di stanze in affitto, preferibilmente non troppo costose. Fra le tante spese che bisogna affrontare, quella dell'affitto è senza dubbio fra le più onerose ed incisive sul reddito familiare. Ormai è noto che gli affitti delle camere nelle principali città universitarie italiane sono sempre più cari rispetto agli anni passati e anche la Calabria segue questo trend. Per affrontare la gravosa problematica riguardante gli alti affitti praticati nei confronti degli studenti universitari dell'Ateneo Catanzarese, le organizzazioni sindacali CGIL e il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari hanno organizzato un confronto pubblico al quale hanno partecipato anche i rappresentanti degli studenti. Oggi con le leggi che ci sono dal punto di vista fiscale ci sono delle poderose detrazioni che aiuterebbero e creerebbero una condizione di vantaggio per avere contratti regolarmente registrati. Purtroppo questo non avviene, sarà un problema probabilmente culturale, sarà un problema anche di esigua informazione, ma con l'impegno che noi ci proponiamo di realizzare è quello di mettere insieme i diversi attori in modo tale che ci possano essere delle soluzioni congrue che vengono incontro alla diminuzione, quindi alla calmierazione dei prezzi
e soprattutto ad avere dei contratti regolarmente registrati. Nei mesi scorsi gli studenti fuori sede si sono mobilitati per fare chiarezza e risolvere la problematica. Hanno incontrato i consiglieri comunali di Catanzaro, Battaglia e Gironda, che dopo aver ascoltato le istanze e proposte hanno preso a cuore la causa. Mancano convenzioni speciali per gli studenti che, a differenza della maggior parte dei comuni italiani, assicurano delle garanzie su canone mensile e requisiti minimi di abitabilità. Poi l'incontro con i sindacati per uscire dall'impasse e trovare soluzioni concrete. Chiediamo anche al Comune di Catanzaro di andare loro incontro offrendo una agevolazione ed un'aliquota fiscale inferiore rispetto all'IMU e rispetto alla Tasi. In questo modo sono dei benefit che potrebbero rendere più appetibile questa forma contrattuale. Allo stesso tempo bisogna che la Fondazione Magna Grecia metta in campo altre azioni per alleggerire il bisogno abitativo degli studenti universitari. Adesso la nostra rubrica Diario di bordo. La notizia brutta, ma davvero brutta, è l'arresto del giudice Gaetano Amato, che pare si sia macchiato di un reato gravissimo e al tempo stesso squallido: pornografia minorile. Il giudice, in servizio presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, rischia da subito la sospensione, lo stipendio e la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura da parte della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Altra storia tutta da chiarire riguarda il Catanzaro Calcio per via di una serie di intercettazioni che riguardano l'ex presidente Cosentino. Al centro dell'inchiesta una presunta combine che sarebbe avvenuta nel campionato 2012-2013 nel match contro l'Avellino. Il club rischia una penalità o l'esclusione. Restiamo a Catanzaro per registrare la protesta degli studenti per il caro affitto. La CGIL sostiene la battaglia e chiede l'istituzione del canone concordato per calmierare il mercato immobiliare. La politica adesso con la fase di preparazione dei congressi del PD. A Cosenza per la segreteria provinciale correranno in 3 l'uscente Luigi Guglielmelli, l'ex consigliere comunale Giuseppe Mazzuca e Angela Donato. Scontro a 2 a Crotone tra il sindaco di Melissa Gino Murgi e l'ex assessore Domenico Mellace. Buone notizie a Vibo per il rione Pennella. Da anni i cittadini insistono perché venga recuperato. Ebbene, il sindaco Costa annuncia c'è il progetto che farà voltare pagina al quartiere. Intanto l'Arpacal ha trasmesso i dati sull'inquinamento atmosferico in Calabria. Dai dati si evince in particolare che lungo l'asse autostradale della 2 e sulla Sila e le sorgenti di riscaldamento nelle aree urbane con più di 15.000 abitanti sono i settori nei quali gli inquinamenti sono più presenti in Calabria. Torniamo alla cronaca con i nostri 100 secondi. 1.400 litri di gasolio agricolo di provenienza illecita impiegato indebitamente come carburante per autotrazione sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rossano, denunciato l'amministratore di una società di trasporti per sottrazione al pagamento delle imposte sugli oli minerali. I finanziari nel corso di un controllo hanno notato 3 autocarri della società con il caratteristico carburante. Visto che l'amministratore non è stato in grado di dimostrare la lecita provenienza, il prodotto è stato estratto dai serbatoi e sequestrato. Numerosi gli interventi dei carabinieri nelle ultime 24 ore in provincia di Cosenza. A Montaltofugo i militari hanno denunciato 3 persone, un 35enne per danneggiamento seguito da incendio, sempre a Montalto un 42enne di Giarre per truffa online e un 40enne cosentino accusato di aver simulato lo scorso mese di febbraio una rapina in suo danno all'interno della filiale di una banca. I carabinieri di Luzzi hanno denunciato in stato di libertà un 42enne di nazionalità rumena per il reato di maltrattamenti in famiglia. I militari hanno accertato come l'uomo, a seguito di una lite familiare scaturita per futili motivi, avrebbe colpito con diversi pugni al volto la moglie che da diversi anni era costretta a subire violenze di ogni genere, fisiche e psicologiche da parte del marito. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Cosenza. I comuni più vicini all'epicentro sono stati Plataci, Albidona e Cerchiara di Calabria. La scossa è avvenuta alle 7:16, non si registrano danni a persone o cose.
Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha incontrato gli abitanti delle frazioni cittadine per discutere delle eventuali modifiche da apportare al piano strutturale comunale. Nell'auditorium delle Vigne di Donnici Inferiore i cittadini delle frazioni di Cosenza hanno incontrato il sindaco Mario Occhiuto per discutere di alcuni aspetti del nuovo piano strutturale comunale. Lo strumento urbanistico, diversificato per ogni area, tiene conto soprattutto della naturale vocazione dei territori ed è stato immaginato, per quanto riguarda le frazioni, con uno scenario che valorizza i luoghi che hanno una connotazione dal punto di vista paesaggistico. Ci sono state, secondo me, in passato delle logiche errate di sviluppo della città per un'idea di espansione indiscriminata della città verso nord che ha trascurato soprattutto la zona sud e anche lo stesso centro storico. C'è stata una politica di abbandono di queste aree e poi anche di conseguente degrado. Noi vogliamo correggere quell'impostazione e vogliamo far sì che in questa logica si valorizzino adesso quelli che sono i punti forti a cui possiamo fare riferimento, però vogliamo anche allo stesso tempo venire incontro alle esigenze dei cittadini che magari per anni hanno pagato le tasse su terreni che erano edificabili, che oggi si trovano però nella possibilità di fare una scelta che noi vogliamo accompagnare secondo una logica propositiva di valorizzazione e di riqualificazione del territorio. L'incontro è stato molto efficace, utile per ascoltare le richieste dei cittadini, per chiarirne i dubbi e per sottolineare la disponibilità piena dell'amministrazione comunale nel voler andare incontro alle esigenze delle persone che abitano le frazioni. Il piano strutturale comunale prevede anche delle procedure partecipate che consentono ai cittadini di fare eventuali osservazioni che saranno valutate caso per caso nell'interesse collettivo, senza pregiudicare i diritti acquisiti dai proprietari. Notizia adesso che riguarda l'ordine dei giornalisti della Calabria, le elezioni appena concluse, si è detto il presidente uscente, primo degli eletti Giuseppe Soluri, sono state una splendida e plastica occasione di confronto e di democrazia. L'affluenza alle urne registratasi in Calabria è stata tra le più alte d'Italia. Voglio dunque ringraziare per la partecipazione tutti quelli che hanno votato, hanno capito che queste elezioni rappresentavano un momento importante nella vita dell'ordine e si sono mobilitati per esprimere liberamente come sempre le proprie preferenze. Il risultato ottenuto ci gratifica certamente e ci spinge a moltiplicare gli sforzi per rendere sempre più solidale e compatta una categoria, la nostra, che certamente soffre per la crisi complessiva del sistema editoria ma che possiede le potenzialità e le qualità necessarie per riaffermare la centralità di un ruolo fondamentale per la stessa dialettica democratica e per la crescita civile, sociale ed economica del nostro territorio. Voglio infine ribadire, ha detto ancora Giuseppe Soluri, che l'ordine continuerà ad essere, come sempre è stato finora, l'ordine di tutti gli iscritti. Dalle nostre elezioni infatti non debbono mai uscire vincitori e vinti, ma soltanto eletti e non eletti. Siamo adesso allo sport, parliamo di basket, parte con il botto il campionato di Serie B per la Planet Basket Catanzaro che riesce a vincere davanti al proprio pubblico battendo il Patti con ben 38 punti di scarto. Anna Franchino. Termina 93-55 l'esordio stagionale per la Planet Catanzaro al Palagiovino. Il quintetto giallorosso nel torneo di Serie B si impone sul Patti Basket con una vittoria quasi mai messa in discussione. La squadra di coach Tunno è riuscita a leggere bene le situazioni offensive, dominando anche al rimbalzo e aggiudicandosi la prima sfida di un campionato difficile ma che potrebbe regalare soddisfazioni. Dopo un inizio a rilento, con i siciliani che hanno cercato di imporre il proprio predominio, i giallorossi premono sull'acceleratore, arrivando addirittura a più 19. Un entusiasmo frenato dal parziale di Patti, che riesce a limitare i danni chiudendo il primo tempo sul punteggio di 40-28. Nella ripresa stesso copione per il Catanzaro, che riesce a mantenere il controllo dell'area sia in attacco che in difesa, permettendo di creare un ulteriore parziale decisivo. I siciliani sono alle corde, nonostante la buona volontà il match scivola in favore dei padri di casa, trascinati da Morici e Biordi. Non era facile perché questa è una squadra sporca e noi invece siamo stati bravi fin dal primo minuto a essere competitivi e siamo riusciti a prendere un bel break per poi arrivare fino in fondo più tranquilli.
Chi ben inizia a metà dell'opera, recitava un vecchio adagio, ma non basta in questi giorni. Bisognerà lavorare durissimo per arrivare pronti alla sfida con il Cassino nel prossimo turno e confermare il successo conquistato in casa. Secondo me abbiamo trovato anche delle buone geometrie, forse abusiamo ancora un po' troppo del palleggio, specialmente a difesa schierata, ma anche a campo aperto. Quelle volte che abbiamo limitato il palleggio, secondo me abbiamo espresso una buona pallacanestro, e difensivamente sicuramente bisogna migliorare su alcuni aspetti tattici. Ma c'è tutto il tempo per farlo. La cosa che mi fa piacere stasera è che c'è stata una squadra viva nel campo, una squadra che aveva voglia di fare le cose. Poi a volte si possono fare bene, a volte si possono fare male, ma l'approccio secondo me è quello giusto. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati dallo staff di meteoincalabria.it. La situazione meteo rimane pressoché uguale a quella mostrata nelle precedenti puntate. Sulla nostra regione persiste ancora una debole circolazione ciclonica in alta quota, capace di causare quindi fenomeni instabili sparsi. L'anticiclone delle Azzorre, che sta dominando sulla Spagna, probabilmente non riuscirà ad estendersi in maniera franca anche sulla nostra penisola, facendo pertanto temere un nuovo peggioramento per il fine settimana. In attesa comunque di verificare questa situazione, diamo per il momento uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria per i prossimi 2 giorni. Mercoledì ancora cieli parzialmente nuvolosi, con possibilità di piovaschi sparsi sui versanti ionici e litorali reggini e catanzaresi, ma anche nel pomeriggio sulle zone interne della provincia di Cosenza e sulla Sila crotonese. In serata miglioramento generale. Temperature in leggero rialzo, rientranti nelle medie del periodo. Diamo ora uno sguardo a mari e venti. Mercoledì mari poco mossi tranne lo Ionio Reggina e lo Stretto di Messina, che saranno mossi. Venti mediamente da est sul Tirreno, deboli o al più moderati da sud-est sullo Ionio Reggina e Stretto di Messina, deboli di direzione variabile sul resto dello Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando, come di consueto, al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria, su cui vi invito ad apporre il vostro mi piace. Bene, la puntata odierna termina qui, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.